Buonasera, buonasera a tutti e a tutte, ben ritrovati al Teatro a casa tua, la rubrica web del circuito ERT dedicata ai protagonisti e alle protagoniste della scena. Siamo felici di accogliere il ritorno del musical in 2 teatri del circuito, Monfalcone e Sacile, dove per ben 4 serate andrà in scena l'intramontabile Grease. E proprio di Grease parliamo quest'oggi insieme ai protagonisti, quindi benvenuti a Simone Sassudelli che interpreta Danny, Francesca Ciavaglia, Sandy e Giorgio Camandone Chenici. Grazie e benvenuti, grazie per essere al Teatro a casa tua. Grazie a te. Ciao, grazie a te. Grease, diciamo, non ha bisogno di presentazioni, è sicuramente nell'Olimpo dei musical più amati, non soltanto per il film con John Travolta e Olivia Newton-John, ma anche per l'ormai ventennale tournée in Italia della Compagnia dell'Arancia. Da attori, da ballerini, da cantanti, che effetto fa vestire i panni appunto di Danny, Sandy e Kenichi? Chi risponde? Chi risponde? Beh, Nell'ordine che preferite. sicuramente, allora, tutti conoscono Grease, tutti hanno visto il film, molti hanno visto anche lo spettacolo, e come dicevi, Angela, va in scena da più di 20 anni, 25 anni quest'anno, e quindi per noi è prima di tutto un gran privilegio essere sul palco, prima di tutto, anche per il nostro, diciamo, contesto, per il contesto in cui ci troviamo adesso, se vogliamo dire. E questo spettacolo in particolare, diciamo che soprattutto mi viene da dire anche per il pubblico italiano, è sempre stato molto apprezzato, molto seguito, e quindi c'è anche una sorta di grande responsabilità, no? Perché ci sono dei ruoli che il pubblico si aspetta, ci sono proprio delle cose anche a livello scenico che il pubblico vuole vedere, e quindi per noi è una responsabilità portare in scena una versione che sia il più fedele anche possibile all'originale, sempre mantenendo comunque una chiave, tra virgolette, moderna, no? Quindi è un Grease 2022. Quindi niente, grande responsabilità e grande privilegio per me. Non so se i miei colleghi... Sì, allora mi aggiungo anch'io, diciamo quello che ha detto Simone è vero, siamo prima di tutto molto contenti di essere tornati a fare il nostro lavoro e di essere tornati sul palco, siamo molto contenti, prima si chiacchierava anche di essere tornati ad avere contatto con il pubblico, che alla fine è il motivo per cui noi andiamo in scena, quindi questa è un'altra cosa che è stata molto importante, che è di grande impatto. Ci siamo accorti in quest'ultimo mese, questi ultimi mesi di repliche. Non abbiamo mai dato per scontato nulla, però diciamo quest'ultimo periodo ha reso evidente tutto ciò che è fondamentale e importante per il nostro mestiere. Il pubblico è, per quel che mi riguarda, in pole position, insomma, sulle priorità di questo del mio lavoro, del nostro lavoro. Grease è uno spettacolo in più che alza l'energia vitale a chi lo fa e a chi lo vede. Quindi la nostra responsabilità è, certo, noi non raccontiamo un dramma, raccontiamo una storia apparentemente molto leggera, che però può avere un ruolo fondamentale nel far strappare un sorriso, strappare un momento di spensieratezza, di gioia e di musica a chi ci sta guardando, e in questo periodo a maggior ragione è fondamentale, quindi è una grossa responsabilità e siamo molto contenti di far sorridere, far cantare, far ballare migliaia di persone, insomma. Esatto, e le vostre sono storie poi di trasformazioni, quelle dei vostri personaggi, e Francesca, appunto Sandy, probabilmente è quella che ha una trasformazione, un percorso più visibile, un personaggio femminile particolare. Sì, 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 io penso proprio di sì, anche proprio a livello di immagine, la mia Sandy si trasforma dall'inizio alla fine, perché lei entra in questa scuola, e da lì, diciamo, cerca di integrarsi, e c'è questo processo che dura un intero spettacolo, che poi la fa emergere, diciamo, fa emergere anche la sua parte un pochino più tosta, diciamo, più tigre.
io la definisco. Più pronta ad affermarsi sul palco e come nella scuola. Infatti le vicende di Grease sono vicende che sono capaci di coinvolgere il pubblico, anche perché probabilmente il pubblico si riconosce nella storia. Potete raccontarci, immagino che molti la conosceranno, però in breve la trama di Grease e chi c'è con voi sul palco per portare in scena questa storia? Diciamo che allora la storia si concentra principalmente su questa storia d'amore nata d'estate tra Sandy e Danny, e che poi quando l'anno scolastico comincia, questi due personaggi si rincontrano a sorpresa. E quindi affrontano un anno scolastico, quindi in tutto quello che è il contesto scuola, le amicizie, i gruppetti, no? Affrontano la loro relazione, quindi un po' si vanno a conoscere di nuovo sotto altri contesti. Ma la storia, diciamo, non è solo quella di Sandy e Danny, perché, diciamo, il bello di Grease è proprio che ogni personaggio racchiude in sé una sua storia, no? una sua caratteristica, un suo percorso anche all'interno dello spettacolo, quindi ci sono altre storie d'amore. Sicuramente l'amore è una delle chiavi dello spettacolo, l'amore proprio adolescenziale, no? I primi amori. Ecco, però diciamo a segnare un po' la linea di tutto quello che è lo spettacolo sono, diciamo, Sandy e Danny, ecco, la loro storia. Poi abbiamo il nostro Kenny che ha un'altra storia d'amore con... Sì, diciamo che in generale Grease è uno degli spettacoli per eccellenza di coro, quindi corale, ed è uno spettacolo che secondo me racconta fondamentalmente della scoperta di se stessi. Quindi ci sono tante personalità, tanti personaggi descritti e strutturati con caratteristiche ben definite che si scoprono, che è quello che un po' accade a tutti in una certa fase della vita, o meglio, in realtà accade in più fasi della vita, anche da adulti poi capitano cose per cui uno si riscopre, rianalizza e magari appunto scopre in un modo diverso. Nell'adolescenza è proprio un qualcosa che accade fuori dalla nostra anche volontà, no? Perché il corpo cambia, cambiano le priorità, quindi è proprio una lente di ingrandimento sul momento in cui i ragazzi capiscono i valori, quindi capiscono che cos'è amicizia, capiscono che cos'è rispetto, capiscono che cos'è amore, capiscono che cos'è attrazione, che cosa vuol dire gruppo, che cosa vuol dire essere esclusi dal gruppo, inclusione. Ci sono tante cose che secondo me proprio vengono toccati, tanti piccoli argomenti che riguardano proprio la scoperta e la curiosità. Grease a volte mette anche a fuoco aspetti un po' più crudi, no, di questo periodo, quindi anche proprio l'esclusione da un gruppo, il giudizio, eccetera, ma proprio anche per far capire che accade, no? Accadono cose, diciamo, sconvenienti, magari, soprattutto quando si è appunto alle prime armi. C'è sempre una chiave di lettura finale di Grease in cui alla fine il gruppo si ritrova, ci si guarda negli occhi e si dice ok, siamo noi. È vero, magari abbiamo bisticciato, ci siamo trattati male, ci siamo esclusi, eccetera, però siamo sempre noi e magari vogliamo ritrovarci tra qualche anno tutti insieme, per sempre tutti insieme. Che, ripeto, sembra una cosa magari superficiale, ma in realtà secondo me non lo è, soprattutto davvero in questi anni in cui per il mondo dei ragazzi la relazione si sta trasformando, il modo di relazionarsi si sta trasformando attraverso i social, i cellulari, eccetera. Quindi è uno spettacolo che racconta di rapporti umani, invece, dell'importanza dei rapporti umani. Penso che sia questa presentazione ci porta alla curiosità di voler vedere il trailer dello spettacolo e ci prendiamo qualche minuto per guardarlo e poi proseguiamo. Ho
conosciuto una ragazza. Ho conosciuto un ragazzo, Danny Zucco. Sandy! Danny! Questa macchina correrà come un bomber. La chiamerò Grease Lightning. Sandy, tu mi piaci tanto. Che c'è? Zucco! Sei uno schianto. Perfetta per me! Io voglio te! Soltanto te! Come abbiamo visto, Grease trasporta il pubblico appunto negli anni 50, ma appunto è travolgente per l'energia, per le canzoni e come abbiamo potuto sentire le canzoni appunto del musical sono in italiano. Secondo voi funziona proprio perché attraverso la lingua raggiunge ancora meglio il pubblico qui? Beh, sì. Sì. Sì, diciamo Grease, che... Vai, Simo. Allora, Grease lo conosciamo tutti con le musiche originali, con i testi originali, no? Quindi da un lato c'è chi si aspetta quello, ma abbiamo visto come in realtà il pubblico, no? Si sia affezionato comunque a queste versioni in italiano, anche perché, come diceva prima Giorgio, c'è poi modo di capire meglio che cosa sta succedendo, no? Perché le canzoni in un musical servono proprio a raccontare la storia, no? E quindi aiutano proprio a capire anche, no, questi personaggi, entrare un po' più nel profondo. E abbiamo visto come il pubblico comunque si sia affezionato benissimo anche a questi testi, diciamo. Sì. Sì, non supera il momento magari di straniamento o di sorpresa rispetto a dei testi nuovi, perché comunque Sì. funziona ugualmente. Dicevamo appunto 25 anni di tournée, quasi 2000 repliche, tantissime città toccate, arriverete il 6 e il 7 aprile a Monfalcone e l'8 e il 9 a Sacile. E che cos'ha di speciale? Prima parlavamo di un Grease versione 2022. Potete anticiparci un po' in che modo arriva nella contemporaneità? Franci, anticipaglielo tu. Andy. Ma allora, come dicevamo prima, secondo me in generale arriva nella contemporaneità per essere Grease, per i temi che parla, per quello che racconta. In generale credo che regia, come sia stato affrontato anche la direzione musicale, ci sono molte più ricerche a livello stilistico, secondo me, che lo rende molto più, non so se passatemi il termine, pop forse, quindi un po' più ai giorni nostri, più giovane. Ecco, secondo me sì, è anche una ricerca stilistica di musica. Poi sicuramente la regia molto divertente, quello sì. In generale, proprio secondo me, è questo allestimento qua che è in scena da qualche anno, è proprio un allestimento che ha rotto con il passato e ha dato una versione proprio di immagine molto 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 moderna, quindi colori, scenografie di Lele Moreschi, la regia di Saverio Marconi associata con quella di Mauro Simone, Gillian Bruce che ha rifatto le coreografie, quindi diciamo c'è stato un rimettersi a tavolino e ristudiare tutti gli aspetti artistici per metterli in chiave moderna, quindi dai costumi veramente a quello che noi facciamo in scena, i movimenti, le coreografie, come diceva Francesca, anche proprio stilisticamente la direzione musicale di Gianluca Sticotti che ha
poi è andato nel dettaglio, no? Di cose che magari tecnicismi che noi possiamo definire, ma che poi il pubblico riceve come un risultato più vicino a quello che è l'immaginario musicale di oggi. Cioè cerchiamo sì, di rimanere più nel codice, nel linguaggio odierno, no? Di quello che la gente ascolta, la musica che oggi si ascolta. Quindi è chiaro, le canzoni sono quelle, le musiche sono quelle, però abbiamo cercato hanno cercato di dargli una faccia sì, più moderna, più catchy, accattivante. Grease, del resto, è una storia che unisce le generazioni, proprio perché parla dell'adolescenza e dei temi che abbiamo descritto. E con questo chiuderei. Chi secondo voi deve assolutamente venire a teatro a vedere Grease la prossima settimana a Sacile Monfalcone? Ma noi possiamo rispondere tutti insieme, cioè la risposta è tutti. La risposta è 1, 2, 3, tutti. Sì, tutti, dai bambini, ma anche davvero i bambini. Sì, ci sono l'altro giorno, quando era forse al debutto milanese, a Milano, era questa bambina di 3 anni che ballava in platea scatenata, quindi ripeto, ci sono dei codici anche di colore, di immagine che poi vanno bene per tutti. Sì. Noi invitiamo Questo, tutti. diciamo, esatto, è l'invito che facciamo, e io vi ringrazio, grazie a Simone, a Francesca e a Giorgio per essere stati i nostri ospiti al Teatro a Casa Tua di questa settimana. Grazie mille. Grazie, ricordiamo gli appuntamenti, esatto, gli appuntamenti a teatro: il 6 e il 7 aprile al Teatro Comunale di Monfalcone, l'8 e il 9 al Teatro Zancanaro di Sacile, mentre per quanto riguarda il Teatro a Casa Tua, tutte le puntate sono sempre disponibili sul nostro sito www.rtfvg.it e sui nostri canali social. Grazie a tutti e a tutte per averci seguito e al prossimo appuntamento. Grazie. A voi, ci vediamo a teatro.